Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Roberto Marcato, presidente della Bocciofila Serenissima. Giovedì 25 aprile è un importante traguardo per la Bocciofila, per il Trofeo San Marco, giunto alla 69esima edizione. Manca solo un anno alla 70esima, ma prima ancora di parlare di un importante anniversario parliamo dell'edizione che si è svolta oggi. Sì, è un bel traguardo e appunto puntiamo a quello dell'anno prossimo, ai 70 anni di questo Gran Premio San Marco, che è oramai una competizione storica nel panorama boccistico nazionale, tant'è vero che oggi abbiamo avuto un parterre significativo e qualificato di giocatori provenienti da Lombardia, Emilia, varie regioni d'Italia, anche dalla Toscana, e quindi il risultato che abbiamo conseguito con il vincitore che viene da Modena e il secondo classificato che viene da Milano lo sta a dimostrare, giocatori di altissimo livello. Quello che mi ha confortato è la grande partecipazione di pubblico, perché il bocciodromo era stracolmo di gente, oltre 250 persone, e quindi molto bene il risultato, una bella giornata di sport e anche uno spettacolo non da poco a cui abbiamo assistito. E ancora una volta la Bocciofila Serenissima richiama tanto pubblico e richiama anche e organizza grandi eventi. Sì, noi l'anno scorso abbiamo fatto l'Unplane perché abbiamo organizzato la 68esima edizione del Gran Premio San Marco, abbiamo organizzato una tappa del circuito nazionale Juniores, abbiamo organizzato la Coppa Italia per club, quindi i migliori giocatori d'Italia sono venuti con le loro squadre a sfidarsi sui nostri campi, e quindi quest'anno stiamo andando un po' in discesa, perché quello che abbiamo fatto lo scorso anno è irripetibile, devo dire la verità, perché tutte quelle robe non si riesce a farle tutti gli anni, e quindi quest'anno adesso organizzeremo un'altra gara regionale, ma conto anche una novità, questa sì, di organizzare una gara nazionale per disabili intellettivi relazionali, i ragazzi che noi ospitiamo qui e che sono campioni d'Italia in carica, e quindi puntare anche sulla disabilità. Anche perché non ci stancheremo mai di ripeterlo, il gioco, la disciplina per meglio dire delle bocce, è una disciplina assolutamente inclusiva. Certo che sì, e questo è proprio un esempio emblematico con i ragazzi disabili che noi alleniamo e portiamo in giro a fare le competizioni. Poi ovviamente ci sono anche i livelli puramente competitivi. Noi abbiamo la prima squadra che sta affrontando il campionato nazionale di Serie B. Siamo terzi in classifica, con forti possibilità anche di risalire verso il primo posto. E la squadra, il quartetto base è il più giovane d'Italia, perché sono tutti under 27-28 anni, e quindi è una bella soddisfazione, e proprio prossimamente avremo ospiti qui in casa nell'incontro di ritorno l'attuale prima in classifica, che è la San Martinese di Reggio Emilia, che contiamo di battere sui nostri campi. Tornando alla gara odierna, è troppo presto pensare al futuro, visto che si è appena conclusa la 69esima edizione, o visto che appunto si tratta di un traguardo altrettanto importante, 70esimo, si sta già pensando a quella che sarà la prossima edizione, che dice? A dire la verità no, perché di solito si inizia 3-4 mesi prima, 5 mesi, ecco. Quindi fine anno si chiede la gara alla federazione, perché bisogna essere autorizzati per farla, perché queste sono gare di alto livello e ne vengono autorizzate in un numero limitato, anche perché hanno delle regole di ingaggio particolari e anche costose per le società, sai, per quello. Per cui ci penseremo verso fine anno, però è diventata, posso dire, vista la squadra meravigliosa dei miei collaboratori, che sono molto più esperti di me nell'organizzare manifestazioni, è diventata quasi routine, perché alla fin fine è abbastanza facile. Può sembrare un ossimoro, ma è così. Organizzare una cosa così complicata per loro è semplice, e quindi conto che anche l'anno prossimo sarà come quest'anno, anche meglio, se ci riusciremo, insomma. Renzo Cuzzolin, presidente comitato regionale Veneto della Federazione Italiana Bocce. Presidente,
Qui 25 aprile alla Bocciofila Serenissima, un importante evento giunto alla 69esima edizione, che ha visto anche una grande partecipazione di pubblico. Un suo parere? Io posso dire che è solo una grande soddisfazione per il Comitato regionale, prima di tutto Veneto, e per tutto il movimento delle bocce, perché manifestazioni del genere sono quelle che esaltano un po' e riportano a un certo livello quello che è il valore del gioco delle bocce nella qualità e nella professionalità dei giocatori. Tanti dicono crisi, non crisi, crisi, non crisi, e non mi sembra ci sia crisi, perché come ha detto lei il pubblico oggi era molto presente e quindi entusiasta, anche se, come ho detto prima, 64 partecipanti è un bel numero, ma non è magari quei numeri che una volta si facevano, ma non serve farne tanti. Da noi in Veneto si dice pochi ma buoni, quindi è stata una bellissima manifestazione. Io spero che si ripeterà ogni anno, perché ormai sono tanti anni che io la vedo e è sempre a questi livelli. Poi posso solo ringraziare la Serenissima, che lei con queste manifestazioni è sempre presente, sempre disponibile e all'altezza più che altro di sostenere questi avvenimenti che fanno solo bene alle bocce. Diceva prima pochi ma buoni, quindi vuol dire che il movimento delle bocce in Veneto, e non solo, punta più adesso alla qualità che alla quantità. Ha centrato il discorso, diciamo, lo sport delle bocce è anche una cosa sociale, soprattutto una cosa sociale perché raggruppa tutti dai 10 anni, 8, 9 ai 90 anni, tutto quanto. Però dobbiamo guardare anche il lato sportivo vero e proprio, dove c'è l'alto livello, la qualità, che è quello che dà valore. L'altro è un hobby, qua c'è valore, c'è proprio quello che è il nostro sport. Nel senso di che cosa ci sarebbe bisogno per centrare questo obiettivo, cioè appunto la qualità e la professionalità? Ma diciamo che la qualità c'è, noi dobbiamo lavorare molto su quello che sono i settori giovanili, perché bisogna sempre rinforzare con giovani, perché i giovani è il nostro futuro, sono il nostro futuro. Quindi in Veneto stiamo già crescendo fortemente negli ultimi anni con i settori giovanili. Io spero che su questa strada le società si diano, come lo stanno già facendo, da fare, perché la volontà c'è, nonostante che quei tempi moderni, sai, i giovani preferiscono tanto computer, wifi, telefonini, altre cose, però quelli che cominciano a venire a frequentare le bocce sono soddisfatti e stiamo crescendo. Quindi noi vediamo luce nel futuro, vediamo qualcosa che crescerà sempre, secondo il mio punto di vista. Vice Sindaco e Assessore allo Sport Andrea Tomaello. 25 aprile è una giornata ricchissima di sport, ancora una volta nel territorio veneziano sono tante le manifestazioni che si sono snodate lungo tutta la giornata. Una di queste, non ultima, è quella che è appena conclusa alla Bocciofila Serenissima. Una giornata importante non solo perché appunto è festa nazionale, la liberazione, è festa veneziana perché è San Marco, e quindi anche l'occasione per tante società sportive fare eventi sportivi in questa giornata di festa. A Favaro Veneto oggi è stato un po' il centro, perché sia il rugby che il calcio che anche la Bocciofila dove siamo oggi, dove siamo ora, ha fatto degli eventi, ha fatto questo torneo arrivato alla 69esima edizione, ormai qualcosa di storico, che ha visto la partecipazione di tanti atleti ma soprattutto anche di tanto pubblico. La finale ha avuto quasi 300 persone che sono venuti qua a vedere, quindi un momento importante non solo dal punto di vista sportivo ma anche per tutta la comunità, che ha potuto passare un pomeriggio in amicizia e vedendo un po' di sport. Diceva il presidente Roberto Marcato che ti darà la tessera ad honorem della Bocciofila. Beh, mi manca, nel senso perché ho provato a giocare qualche volta e devo dire che è una disciplina affascinante, ti prende e anche molto competitiva, quindi insomma tessera d'onore, però per iniziare a giocare c'è un po' di tempo, dai. Una cosa è certa, le tante attività svolte nella giornata di oggi e la tanta partecipazione, non solo qui alla Bocciofila ma anche per esempio nel vicino campo di rugby di Favaro, giusto per citare un evento, dimostrano che c'è tanta voglia di stare all'aria aperta, tanta voglia di riscoprire lo sport.
Sono i periodi migliori durante l'anno questi, perché sono i primi caldi e sono anche i momenti dove fare i tornei di fine anno o comunque delle competizioni, e quindi tante società stanno organizzando questi momenti per dare anche la possibilità alle famiglie di stare assieme, di passare una giornata in amicizia e ai ragazzi di divertirsi. Sono momenti che noi cerchiamo poi anche di sostenere qualche volta, ma fare in modo che ce ne siano sempre di più, perché vuol dire avere una città viva e anche un panorama culturale molto importante. È anche un modo per, se mi è consentito utilizzare questo termine, togliere i giovani dalla strada e farli fare attività decisamente più costruttive. Assolutamente sì, fare sport è sicuramente qualcosa di utile, aiuta sotto tutti i punti di vista, non solo quello fisico e salutare, ma soprattutto quello sociale, e quando vediamo ragazzini di 14, 15 anni, 13, 12 anni, insomma tutte le età, adolescenti che stanno tra di loro anche in una giornata di festa che potrebbero aver fatto altro, per loro è sicuramente qualcosa di guadagnato. Io dico sempre alle famiglie, non è un giorno levato via al divertimento, alle vacanze, ma un giorno che guadagnate per i vostri figli, che date a loro l'opportunità di fare un'attività.